E allora, eccoci rientrati in studio. Daniele Minotto, parliamo un po' del biennale. Quest'anno per l'Italia è stata un'estate particolarmente felice, diciamo, sì, per il turismo. A Venezia come è andata? A Venezia, parliamo ovviamente da città storica, certo. Settore alberghiero. Ma allora, noi veniamo da un periodo felice, diciamo un triennio, dove abbiamo fatto una media di crescita di fatturato, quindi non di presenze, cioè di numeri di persone, ma proprio di crescita, proprio di fatturato vero e proprio, quindi il dato più importante per un imprenditore. Quest'anno c'è stato un piccolo stallo, nel senso che è andata un po' meno bene di questi anni che si sono susseguiti in modo molto positivo rispetto agli anni record, quindi togliendo proprio il blocco della crisi. E sulla nostra campionatura di soci, circa un centinaio, è emerso che a seconda delle provenienze di quelle che sono le clientele captive di queste aziende si è spostato l'asticella tra un più e un meno. La forbice va da chi ha fatto un più 0,3, 0,5, 2, 3 punti percentuali in certi casi, perché ha spostato su nuove provenienze. La forza che ha Venezia è che catalizza sempre nuove tipologie di ospiti e di clienti. Chi è che va bene in questo periodo? Allora, diciamo che di sicuro è influito il timore di quelli che sono gli eventi internazionali, quindi certo, noi siamo andati un pochino meno bene con chi si sposta da viaggi più lunghi, chi viene da oltreoceano, la nostra clientela per eccellenza è quella americana piuttosto che quella giapponese, e queste sono le realtà che hanno sofferto un pochino di più. Un pochino meglio chi si è mosso in territori molto più vicini, e quindi chi ha lavorato su una clientela che magari ha una capacità di spesa un pochino più bassa, però realmente ha garantito sul suo rating, sul suo livello di fatturato, è andato molto bene. I vostri associati sono tutti, cioè, i soldi restano qui oppure partono? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere prevalentemente soci che sono proprietari delle strutture, che sono veneziani o comunque sono persone che restano sul territorio, vivono sul territorio. Poi ovviamente esistono le catene internazionali, in alcuni casi che anche noi andiamo ad associare, che ovviamente hanno, però comunque certo, sono lavoratori che lavorano a Venezia, sono ospiti che comunque una ricaduta la danno a prescindere alla città, certo, e a tutti quanti. Faccio solo una cosa velocissima, sì, che è il fatto quando si parla, ad esempio, di turismo che non ci piace tanto, a Venezia se non ci fossero i turisti, secondo la CTV un vaporetto passerebbe ogni 45 minuti, quindi dobbiamo fare anche questa piccola valutazione. Sul numero chiuso voi come la pensate? Qual è il vostro punto di vista? Adesso sentiremo anche Brugnaro cosa... Se dovessimo parlare come categoria saremmo contenti, per i nostri ospiti si lamentano di solito di avere una città sovraffollata. È anche vero che con le regole, appunto, a meno che non si vada su tesi molto più elevate che vanno oltre in certi casi anche leggi costituzionali, è abbastanza, sarebbe bello ma molto utopistico riuscire a realizzare un numero chiuso nella città, anche perché pensate anche voi stessi, se domani si fa un numero chiuso a Venezia c'è il Consiglio regionale, c'è il Comune di Venezia, ci sono istituzioni, ci sono aziende, e bisogna prenotare anche se uno viene per lavoro da Roma piuttosto che da Belluno, piuttosto che da Verona. No, si fa solo per i turisti, quelli che prenotano da lontano, le comitive ovviamente, non puoi farlo per la gente che viene per lavorare. È difficile mettere, è veramente difficile riuscire a controllare in questo modo, perché proprio vuol dire che dovremmo controllare la carta d'identità, il motivo per cui entra, insomma, un checkpoint all'interno della città, insomma, non sarebbe proprio bello. Certo. E invece il lavoro dei gondolieri va sempre bene? Non possiamo lamentarci. E i clienti sono stranieri o italiani? È un po' di tutto, tutto il mondo viene a Venezia, quindi il giro in gondola è sempre un sogno per i turisti che vengono, e quindi se lo fanno volentieri. Piuttosto mangiano un panino in meno, ma il giro lo fanno e poi sono soddisfatti, e quindi sono contenti, e quello è l'importante. In Venezia vengono per... Non c'è crisi. Non c'è crisi. Diciamo che quest'anno un minimo c'è stata rispetto all'anno passato, però bene o male, insomma. Gondolieri tutti italiani? Tutti veneziani? Per il momento sì. Venezia, per il momento sì. C'è qualcuno che prova però ad accedere? C'è stata una donna che ha provato, tedesca, e non è riuscita, diciamo, a passare l'esame, ma c'è comunque una donna che è veneziana, figlia di un gondoliere, che quindi è già in lavoro, diciamo. Per te è una limitazione del turismo? Potrebbe essere utile? Potrebbe essere utile, ma è un problema un pochettino grosso da affrontare, però potrebbe essere utile.
Adesso sentiamo il sindaco Brugnaro. Pochi giorni fa c'è stata una riunione proprio a Venezia con altri sindaci anche di altre città, non solo italiane, e dopo sentiamo insieme anche qualche veneziano come valuta le possibilità di limitare il numero chiuso o quant'altro. Ascoltiamo. È evidente che non può non essere che prima ascoltata la città e ognuno deve dire chiaramente che cosa vuole. Come la penso io, evidentemente che la città non può essere chiusa, ma sicuramente una qualche forma di regolamentazione degli accessi, magari in certi luoghi delicati della città, penso all'area Marciana, trovando strumentazioni tecnologiche prima e giuridiche dopo, entrambi. Io penso si possa fare un percorso di sperimentazione. Senz'altro colpisce molto la proposta di Dubrovnik, che in qualche modo applica delle telecamere e un controllo degli accessi che enumera gli accessi e poi, superato un certo numero stabilito, fa accendere un semaforo rosso e fa impedire, diciamo, l'accesso alla città. È un'esperienza ovviamente che lì a Dubrovnik riescono a gestire, si parla di 8.000 persone il numero massimo. Io da noi credo che così sarà difficile probabilmente gestirla. Però vedremo queste tecnologie, ci sono una serie di incontri che abbiamo già anche noi organizzato per tempo, vediamo che cosa si potrà fare magari in maniera personalizzata, se riusciamo a trovare anche quelle che sono le norme giuridiche che ce lo consentono. Non è possibile chiudere Venezia al turismo, ma è possibile contingentare gli accessi. È questo in soldoni il discorso rilasciato alla stampa ieri a Palazzo Ducale dal sindaco Luigi Brugnaro. Ma cosa pensano i cittadini ormai assediati dai pressanti flussi turistici in città? Ma sappiamo che a numeri così enormi non si può essere un rimedio logico, pianificato e via discorrendo, se non forse fra una generazione o forse due, ma è troppo tardi e quindi con le dovute cautele, ma io penso che sia una cosa indispensabile. Venezia è di tutti, ma non per tutti comunque. Lei è comunque un esercente, gestisce un ristorante a Venezia, no? Questa limitazione potrebbe provocare dei danni seri alla sua attività? Assolutamente no, perché Venezia, ripeto, tutta quella gente che occupa Piazza San Marco adesso, un terzo, a noi non ci portano proprio niente, tutt'altro, anzi, immondizie e basta, la maltrattano anche Venezia, non è neanche... È una città che va rispettata. È molto complicato perché il turismo a Venezia arriva da più parti, dall'acqua, dalla terraferma, e anche la stessa Piazza San Marco, che è il cuore di Venezia, ha innumerevoli accessi. Allora vederci una città, una piazza blindata e gli accessi militarizzati per noi sarebbe un grande dispiacere. È necessario trovare una limitazione perché l'ambiente non sopporta più questi numeri, ma pensare a una città blindata è escluso. Ecco, questa è un po' la voce di qualche veneziano, Gianangelo. Sì, l'ultimo anche, mio caro amico, quindi... Allora, non è più solo un problema di volontà o non volontà, è un problema di sicurezza. Non so se voi avete notato anche delle immagini che hanno fatto transitare per esempio su Facebook o sui social network di gente che si buttava dagli imbarcaderi sulla poppa, cioè sulla parte dietro, per chi non è marino, dei motoscafi ACTV, col rischio di cadere sull'elica, perché mentre sta fermo la barca deve tenere il motore avviato, no? L'elica deve girare per tenerlo appresso all'imbarcadero, quindi questi si gettavano. Abbiamo visto il caso di quel povero professore tedesco, dovuto questo non certo imperizia dei bravissimi gondolieri, dei bravissimi capitani della CTV, ma dovuto soprattutto al fatto che non ci si sposta, non ci si muove. Il passaggio di vaporetti, per esempio in Canal Grande o in altre zone, tu non lo puoi più aumentare, perché sono uno ogni minuto, tu devi, non c'è più possibilità. Quindi quando tu arrivi in certi momenti ad un certo sovraffollamento, tu hai due possibilità: o quella di indirizzare i flussi altrove, appunto nelle zone dove si diceva che ci sono degli spazi vuoti, ma stando attenti che dopo non si riconcentrino tutti nello stesso posto; dall'altra parte creare, come è un progetto molto interessante che dei ragazzi hanno proposto, di ragazzi veneziani, il progetto Pass for Venice,
non ovviamente per chi deve venire a lavorare, per chi va a trovare gli amici, eccetera, ma per coloro che arrivano anche da lontano e che quindi devono prenotare, un sistema di prenotazione tale per cui tu organizzi insieme con i tour operator più grossi ovviamente la possibilità di dire a un certo punto voi in questi giorni se volete venire pagate il doppio. Pagate il doppio, compresa anche una, chiamiamola tassa di passaggio, che non si può chiamare tassa di soggiorno, che si può inserire all'interno dei biglietti, sia dei biglietti per il vaporetto che dei biglietti per il museo, per qualsiasi altra cosa che si voglia fare, in modo tale che questa gente che sta un giorno solo e che normalmente lascia la spazzatura, che ha problemi alla gente che vive. Io vedo i miei concittadini in certi momenti non ne possono più. Il terrore più grande è quando tu cammini per una strada e vedere un ombrello quando non piove, vuol dire che lì c'è dietro un gruppo anche di 50-100 persone e se tu devi arrivare a quell'appuntamento rischi di essere bloccato, non ce la fai, perdi il vaporetto, perdi l'appuntamento, quindi c'è un sovraffollamento che è un problema ormai di sicurezza. Nei vaporetti in certi momenti è pericolosissimo, se c'è qualcuno che non sa nuotare casca fuori, voglio vedere che cosa succede, è un problema quindi non di libera circolazione delle persone, sappiamo tutte le norme che riguardano questo tema, è un problema di sicurezza, quindi bisogna in qualche maniera risolverlo. Mi viene da sorridere che noi stiamo parlando qua di Venezia e vediamo dappertutto immagini di Venezia, ma non dimentichiamo che Venezia è soprattutto Mestre come numero di abitanti, i quali hanno i loro problemi dall'altra parte. E allora io mi domando anche quando sento certi interventi che dicono facciamo venire la finanza, facciamo venire altre attività, cerchiamo di avere una certa autonomia. La prima forma di autonomia è avere un comune di Venezia e un comune dall'altra parte di Mestre e cercare quel comune di Venezia di farlo diventare una città-stato come sono Amburgo, Brema. Come è Berlino, città che hanno delle particolarità molto forti, ecco per esempio qua sono tedesco da Francoforte, come infatti i tedeschi sono fra coloro che potrebbero aiutarci in un progetto di statuto speciale sulla base dei trattati, qui abbiamo 2 avvocati dei trattati europei, un bel statuto speciale riconosciuto dall'Europa, articolo 107 del Trattato di Lisbona, comma 3, lettera B o D, scegliamone una delle due, ci mettiamo d'accordo con chi ama Venezia, abbiamo tantissima gente che ama Venezia, soprattutto fuori Venezia e fuori Italia, e abbiamo modo di metterci d'accordo con loro per avere anche degli aiuti sostanziosi da parte del sistema internazionale, quindi grande apertura anche col sistema internazionale. Cantarutti, prego. Perfettamente d'accordo. Allora, limitare i turisti ponendo una tassa di passaggio d'altro credo che sia impossibile, ma non perché sia sbagliato, ma per il semplice fatto che il turista giapponese che ha l'occasione di venire una volta nella vita a Venezia, qualunque tassa gli si metta, questo la paga cash pur di entrare a Venezia, non ci risolverebbe il problema. Penso viceversa che nel momento in cui vedo anche qui il titolo nella fascia l'agonia di una civiltà, ecco, io sono tra coloro forse illusi, ma non credo, perché siamo veramente in molti che si rifiutano di accettare l'idea che questa civiltà che oggi vogliamo rappresentata da Venezia possa essere considerata in agonia. Venezia alla fine è un'isola, o meglio una serie di isole. Venezia è un'isola, cioè ha un territorio finito. Nel momento in cui la riempiamo di abitanti e dovessimo riuscire a riempirla di attività imprenditoriali, prima si faceva suggestivamente riferimento a una Silicon Valley veneziana, non c'è posto per tanti turisti, fisicamente non riuscirebbero a entrare, oggi mancano gli abitanti, manca un progetto che possa ritornare a dare a Venezia una vocazione tale da poterne fare punto di attrazione, di attrattiva per l'imprenditoria. Ogni tanto passo, sono andato tante volte, passo alla Basilica dei Frari. Nella Basilica dei Frari, a fianco del monumento funebre a Niccolò Tron piuttosto che al Doge Mocenigo, mi trovo anche, è un po' nascosta, ma c'è il piccolo monumento funebre al conte Volpi di Misurata, che per chi non lo sapesse è stato quella sciagurata persona che in epoca in cui c'era il sultano, esatto, nell'epoca del futurismo sembrava che porre le fabbriche di quelle che ci sono a Marghera fosse un salto di qualità della civiltà veneziana, incompatibile, come è stato detto naturalmente, con la struttura della civiltà veneziana, però lo dico a chi vive a Venezia, che è veneziano, io purtroppo sono veneziano, ma uno dei tanti emigrati in terraferma. Nel momento in cui c'è tanto amore da parte di chi vive e lavora a Venezia
per questa città è perché rappresenta una civiltà che non è in agonia, che ha dietro di sé una forza stratosferica. Vogliamo recuperarla? Posso dire? Creiamo questo avrei progetto. una telespettatrice che è in attesa da un po'. Cacciavillani. Se riusciamo a essere brevi, il signore aspetta. Che è stato fatto sulla progettualità. Io dico, avete pazienza, le grandi navi. Io sono entrato 2 volte dalla sommità di una nave e ho visto il Palazzo Ducale, il tetto del Palazzo Ducale dall'alto. Vi assicuro che è una sofferenza, per carità, è un trauma. No, siamo abituati a vederlo. Ecco, ora, è mai possibile che Venezia, che è capoluogo del comune, di una regione, debba pietire dal governo di Roma la disciplina dell'uso della sua laguna? Ma stiamo scherzando? Abbiamo veramente abdicato alla dignità del decidere, di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. A un certo punto, insomma, Venezia non è più minorenne che piangendo va dalla papà a farsi dare la caramellina di menta piuttosto. Ecco, le responsabilità se le deve prendere, le decisioni se le deve assumere. Chi comanda il flusso delle navi deve essere Venezia, città, regione, ma l'ultimo è proprio Roma che potrà mettersi il naso, perché veramente non sanno nemmeno, molti di quelli non sanno nemmeno cosa significhi andare con una macronave ma non sanno nemmeno governare Roma, per cui vogliamo stare in una scala di decisioni consone, adeguate, non lo so. Questi sono misteri. Allora, sì, prego. No, solo una cosa che vi volevo raccontare velocissima. Un importante rappresentante di un governo europeo, di quelli che amano la nostra città, mi fa vedere il libro di tale Nicolas Bouzou, che è il più importante scrittore, il più noto scrittore in questo momento in Francia, il quale parla della crisi economica, il quale il primo capitolo lo dedica tutto a Venezia e scrive, questo a proposito di agonia di una civiltà, per dare una scarica di ottimismo, per dire, nel primo capitolo scrive: saremo tutti veneziani? E parte da come è stata costruita Venezia, un esempio di sviluppo sostenibile. Quindi dimentichiamoci in questo momento le grandi navi, perché spero che lui non considerasse quelle, che non sono sicuramente un esempio di sviluppo sostenibile, e parte appunto dal fatto che questa città nasce sul fango, ma in tutti questi secoli è riuscita a crescere, è riuscita ad alimentarsi, ad alimentare una civiltà fuori di sé, e dice: non è possibile che Venezia possa decadere, perché dentro in questa città comunque ci sono delle possibilità che noi ancora oggi non riusciamo a capire. Questo ovviamente è stato quello, e ha questo, diciamo, ottimismo per dire: tutto il resto del mondo europeo, in particolare, che vuole rinascere dalla crisi, impari da Venezia. Allora io vi dico solo questo: Nicolas Bouzou, il libro che scrive appunto questo grande scrittore. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa: sono stato a Barcellona, no? Per andare a vedere la Sagrada Famiglia ho dovuto aspettare 2 giorni. No? Quindi gli spagnoli, i barcellonesi, no, non gliene frega niente se tu stai lì o non stai lì per aspettare, perché eccetera. Paghi, aspetti e vai dentro, se no torni a casa e non c'è nessuna crisi, c'è la fila. Perché poi quando ho preso il biglietto finalmente mi sono messo in fila 2 ore per entrare sotto il sole, sono diventato Moro, veramente sembrava un extracomunitario. Ma allora non ho capito, ma noi cosa siamo, buoni o siamo fessi? Seconda cosa, è un progetto vecchissimo, fare una metropolitana a Venezia, se funzionasse il Mose, grazie a alcuni geni della nostra politica stiamo ancora aspettando un Mose che sta affondando 10 centimetri all'anno, no? Ecco, per cui quando sarà finito e quando si aprono i portelloni entrerà l'acqua lo stesso. Ma lasciamo perdere questo. Allora, se noi facciamo una dimensione costruttiva di Venezia e soprattutto i soldi rimangono a Venezia e non vanno a Roma o non vanno per le multinazionali, no? Le cose cambierebbero.
ma bisogna parlarne e parlarne in continuazione, perché se noi riusciamo a creare un humus mentale, perché l'economia non è fatta di denaro, l'economia è fatta di ormoni. Oggi si parla di neuroeconomia, cioè i neuroni. Se io desidero una cosa, la pago qualsiasi cifra, se no non ce l'ho. Questa è l'economia. E la stessa cosa nasce Venezia, perché tutti desideravano Venezia, tutti amavano Venezia. Quando è stata la battaglia di Lepanto, si urlava per Venezia e per San Marco, no? E hanno vinto, ma cos'erano? Era una voglia, era una necessità, era qualcosa che veniva da dentro, che non si poteva spiegare e non si spiega. Però se c'è questo silenzio totale su Venezia, questo pianto, questa problematica, se mettiamo il numero chiuso, ma chi se ne frega del numero chiuso, perché se io lo metto domani mattina non ho risolto niente, o io posso risolvere quel problema se ne trovo un'altra soluzione. Allora i signori montano sulla nave, vogliono vedere San Marco dall'alto, da 30 metri di altezza, 1.000 euro, che vanno direttamente al comune, il quale provvede a restaurare tutte le case che stanno crollando a Venezia, che ce n'è una montagna, i tetti vengono giù, sono disabitate. Io sono sicuro, e normalmente mi sbaglio di poco, che quelle case saranno abitate dai prossimi extracomunitari che avranno la possibilità di avere una casa senza pagare. Certo. Mi scusi, prego. secondo lei il Comune di Venezia non ha i soldi per fare questi restauri? No, è pieno di debiti. Ma come mai? Uno dei comuni più ricchi d'Italia è pieno di debiti. Se in questo momento il Comune di Venezia è al pari degli altri comuni, cioè lo Stato non gli dà il denaro che lui, perché il denaro, la tassa lo prende lo Stato, poi deve restituirla al Comune. Se è vincolato, Venezia deve avere uno statuto speciale, dove i soldi che Venezia ha, e deve essere controllato alla spesa, perché sennò abbiamo già visto che a Venezia non è che sia una città speciale, è specialissima, perché il Mose Docet totale sì, della... Però scusi, guardi che il Mose è stato deciso, organizzato e sorvegliato, tra virgolette sorvegliato, da un comitatone a livello nazionale che è a Roma. 4 su 30 sono i componenti del comitatone che sono veneti, gli altri, tutta gente di Roma, certo. Anche qualche veneto, anche Felicetto Maniero è veneto, però mettiamo i puntini su lì. Il Mose è un'idea, un'organizzazione, una decisione di Roma, non di Venezia. Prodi. Sì, però i soldi se li sono spartiti un po' tutti. Anche a Veneto. Guardate questo SMS che è arrivato. Ha ragione questa signora, dimostra... dice: buonasera, io ho una casa a Venezia ma non trovo affittuari veneziani. Caterina, parlate di quello che sapete, non parlate a caso. Parlare di Venezia bisogna conoscerla e viverla. Perché non ci sono più veneziani, ha ragione la signora, vanno tutti via perché non ci sono adeguati posti di lavoro, quello che hanno detto. Sì, però vorrei anche chiedere quanto è il canone d'affitto che la signora pretende, perché un veneziano per poter abitare a Venezia, se lavora come impiegato alle poste di Venezia, prende i suoi 1.500 euro al mese. È chiaro. Sono sicuro che la signora vorrà venire incontro ai veneziani desiderosi di abitare a Venezia. Sono qua. Certo. Ecco, ne abbiamo trovato, si mette in contatto magari tramite la redazione con Daniele. Allora, dobbiamo andare in pubblicità e dopo abbiamo l'ultimo pezzo di trasmissione, facciamo una breve pausa e adesso vediamo anche di recuperare la telespettatrice che era in attesa al telefono, tra poco dopo il break.